Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Pralongo, una frazione di Forno di Zoldo, quindi fra le Dolomiti zoldane. Faremo un facile giro ad anello in senso orario, molto carino, con poco dislivello perché sono circa 400 metri e che avrà come punto di interesse principale un bellissimo laghetto con un'annessa cascata, denominato El Vac. Il 524 in circa mezz'ora, Casera del Pian. Eccoci arrivati a Casera del Pian, che nel periodo estivo è anche un agriturismo. Adesso ci sono qui sopra due cartelli che indicano il laghetto del Vac, uno di qua e uno di là. Noi abbiamo deciso di fare quello un po' più lungo ma anche molto più semplice perché è praticamente tutto su strada, e cioè quello a destra. Siamo arrivati a un bivio, adesso noi proseguiamo dritti, raggiungiamo il Vac, poi torniamo qui e andiamo a destra in direzione di Col Cerver.
Eccoci arrivati all'idilliaco laghetto del Vac. Tra l'altro abbiamo scoperto che esiste una doppia denominazione. È il Vac sulle carte, al Vac sui cartelli locali. Adesso imbocchiamo un sentierino che nasce qui e termina sotto la parete dove c'è scritto qui sorgente, che è in pratica la base della cascata che alimenta il lago. Bene, dopo aver visitato laghetto e cascata, torniamo brevemente sui nostri passi e ci dirigiamo verso l'ormai disabitato borgo di Colcerver, ma non per questo meno interessante. E andiamo a scoprirlo assieme. Passaggio un po' delicato. Sì, scivoloso, ripido.
Corovaia. Bella fresca. Il villaggio di Colcerver si dice essere disabitato, ma noi qui un abitante almeno lo abbiamo trovato. Bene, adesso lasciamo il pittoresco e non del tutto disabitato villaggetto di Colcerver e seguiamo le indicazioni per Pralongo, e con questo sentiero chiuderemo l'anello esattamente nel punto di partenza. Bene, il sentiero per Pralongo termina qui. Adesso in circa 200 metri
chiudiamo l'anello tornando al punto di partenza. Il percorso è stato molto vario ed estremamente suggestivo. El Vac, con il suo laghetto e la sua cascata, è un posto che vale veramente la pena di visitare e tutto sommato anche col Cerver ci è riservato qualche bella sorpresa. Noi ci salutiamo qui, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video e seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX, grazie e alla prossima escursione con Antelacus.